Giuseppe Cammi, giovane tenore napoletano emergente che ha voluto stasera donare la sua arte per questo incontro di grande valore etico a favore di Già di Vivere dei bambini della penisola che sono ammalati di cancro e altre malattie gravi e di cui la professoressa Niccolupi da tanti anni si batte per la loro tutela. Un grande impegno di un giovane, vero? Subito sei accorso al suo richiamo di solidarietà. Buonasera a tutti. 6 mesi fa e subito ha capito che eri la persona giusta per questo convegno. Grazie a tutti, buonasera, è per me un grande piacere, un onore presiedere a questo convegno con un concerto donando una serata in musica che possa essere un messaggio molto forte rispetto al periodo che viviamo, un periodo non facile dal punto di vista anche medico, però quello che conta è essere sempre lungimiranti nel miglioramento. E quindi noi questa sera, ecco, diamo una boccata d'aria musicale, facciamo fare, come dire, qualche emozione, la diamo, così almeno facciamo venire un po' il sorriso. Parlaci un po' di te, così giovane e già così io famoso. ho il piacere di cantare, insomma, ecco, nella mia bella Napoli che purtroppo vedo poco e la mia arte mi spinge sempre comunque a girare il mondo. Sono stato in Argentina dove ho scritto una canzone dedicata a tutti gli italiani che sono all'estero e questa sera proporrò. In poco tempo è stato battezzato anche dalla RAI, sono stato in RAI a presentarlo, un nuovo inno agli italiani che vivono nel mondo. Quindi per me è una grande soddisfazione e anche un animo patriottico perché comunque ho avuto dei parenti che hanno vissuto, diciamo, quell'epoca e quindi hanno vissuto anche, se vogliamo, quella sofferenza di abbandonare la propria patria. Quindi questa cosa mi ha spinto, ecco, diciamo, a creare questa nuova composizione che spero, insomma, ecco, stia piacendo, la stiamo facendo un po' girare. E poi sono un cantante lirico diplomato al conservatorio, seguo però un'onda molto più pop, mi piace cantare per il grande pubblico e per tutte le fasce, che è una cosa molto importante. Credo sia la grossa scommessa della musica classica, della musica colta, di arrivare a... Assolutamente sì, io cerco di portare avanti questo genere, nel mio piccolo naturalmente sono ancora così giovane, quindi ho tanta strada da fare, spero che col vostro aiuto, l'aiuto anche dei lettori e dei telespettatori della vostra bella televisione, ci possano seguire anche nelle prossime cose che faremo, concerti anche qui a Sorrento che poi vi farò recantare. Si parla anche di Sanremo, puoi anticiparci? Qualcuno parla, ma sono informazioni troppo importanti per parlarne, però quello che conta sicuramente ne riparleremo, farò una cosa molto bella presto in costiera, vedrete che è un omaggio a un grande, è un omaggio a una perla che abbiamo nel mondo, perché noi abbiamo la nostra amata penisola, se vogliamo, sorrentina, Positano, Amalfi, che sono dei posti assolutamente incantevoli, dove io ben presto farò una cosa molto bella, ma lo faccio soprattutto per i turisti, perché è giusto che loro, prima di andare via, sentano qualcosa di particolare, perché noi comunque siamo innovativi in quello che facciamo. Io anche questa sera porto uno spettacolo, non il tenore, porto uno spettacolo che è un viaggio tra le melodie più belle, quindi passeremo dalla canzone internazionale alla melodia pucciniana, alla melodia del bel canto italiano, per poi finire al pop lirico attuale, anche questi ragazzi del Volo che stanno portando avanti, insomma, un grandissimo successo. Quindi sarà una bella serata. Grazie a voi, un saluto da me, Giuseppe Cammi, buona estate, grazie. E soprattutto abbiamo dimenticato di dire la cosa più importante, che comunque noi ringraziamo se tutta questa serata si sta facendo, ringraziamo la professoressa Niccolupi con l'associazione Gioia di Vivere e la Polaris Farmaceutici, che è una nuova azienda che si sta man mano imponendo nel territorio, dove io ho il piacere di presiedere anche per loro questa sera, quindi doppio appuntamento. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie.